Si è insediato il nuovo questore di Agrigento e Tommaso Palumbo, esperto sui temi dell'immigrazione e reati informatici. Lo stadio Seneto si rifà il look per l'illuminazione e presto tante strutture sportive saranno rese disponibili, ce lo dice l'assessore al ramo Piparo. Architetti lanciano la tabella di marcia delle priorità, adesso bisogna inserire la struttura nel piano nazionale aeroporti. Indagati a Favara per utilizzo del reddito di cittadinanza da parte degli ospiti di una comunità. Intanto muore a San Giovanni di Dio dopo l'intervento, aperta un'inchiesta. Favara discute in Consiglio Comunale della stabilizzazione dei precari, mentre a Santo Stefano Quisquina i genitori e gli alunni occupano l'area consiliare contro il dimensionamento scolastico dell'Istituto Panepinto. Attesa la partita di oggi pomeriggio di Coppa Italia tra l'Akragas e Trapani. Buongiorno, con l'edizione di TV Notizie di oggi si è insediato il nuovo questore di Agrigento e Tommaso Palumbo, che succede a Emanuele Ricifari, trasferito a Roma per un nuovo altro incarico. Palumbo è un esperto in temi immigrazione e cibersicurezza. Ascoltiamo ai nostri microfoni. Io ho assolutamente la voglia di fare qualcosa di importante per questa città, dare il mio contributo per questa città e questa provincia per quello che deve fare l'autorità di pubblica sicurezza, l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, perciò essere al servizio della provincia e della città di Agrigento. Questi sono obiettivi, non ambizioni. Quali saranno le azioni salienti su cui lei punterà? Le azioni salienti sono quello di dare ascolto al territorio e capire quali sono i bisogni, perché non ho la presunzione di venire con le soluzioni a tutto. È necessario avere un quadro chiaro di quella che è la situazione della provincia in tutti i suoi aspetti e in tutto il suo territorio, dall'isola di Lampedusa fino a Sciacca, non trascurando naturalmente quello che è l'interno. Le realtà che vedono già la presenza dei nostri commissariati sul territorio, ma anche le realtà che non hanno la presenza della Polizia di Stato o comunque sia nei commissariati ma anche nelle articolazioni territoriali della specialità, perché ripeto, l'autorità di pubblica sicurezza è l'autorità di pubblica sicurezza della provincia e non semplicemente il vertice di una serie di uffici che la pubblica sicurezza esprime sul territorio. Si parlava di cultura alla legalità, quanto è fondamentale parlare ai giovani? Assolutamente fondamentale la presenza della pubblica sicurezza, della Polizia di Stato, delle forze di polizia nell'ambito della vigilanza ai giovani è fondamentale. Io vengo da una tradizione di colloqui quotidiani con i giovani dalla vecchia mia presenza nella Polizia Postale e delle Comunicazioni. Qui naturalmente andiamo su una sensibilizzazione più ampia dei temi della legalità, che non sono semplicemente una prevenzione all'utilizzo degli strumenti di comunicazione, da quelli pericoli e prevenzione degli strumenti di comunicazione che le nuove tecnologie ci offrono. Bisogna dare un quadro più ampio, come questura siamo chiamati a dare un quadro più ampio sulla legalità. Fornendo la nostra presenza in termini di esempio e in termini di disponibilità alla chiamata di aiuto che potrebbe in qualche modo esserci, badando a tutte quelle che sono le situazioni di vulnerabilità che caratterizzano l'età dei giovani, un'età della crescita, un'età dello sviluppo, un'età molto importante perché si viene formando la personalità e le distorsioni di determinati messaggi che possono essere date, e perciò l'illustrazione che un determinato messaggio veicolato è
in qualche modo distorsivo di quella che è la realtà. È molto importante che venga a essere fatta nella misura che possa essere colta però ed accettata dal giovane. A proposito di commissariati, c'è da aprire quello di Lampedusa. Sì, siamo assolutamente in prima persona coinvolti come questura, insieme naturalmente a tutti gli organismi territoriali coinvolti, prima di tutto quella della prefettura, a cercare una sede adeguata per il nuovo commissariato, che è un'esigenza che è stata assolutamente sentita da questo territorio, da questa provincia, e naturalmente è stata recepita immediatamente a livello centrale. Perciò c'è la massima attenzione a trovare questa soluzione, che deve costituire poi anche una soluzione ai tanti problemi che l'isola può rappresentare, che non è soltanto immigrazione. Al cittadino cosa chiede? Che tipo di collaborazione? Al cittadino io chiedo collaborazione nel senso di trasparenza nell'ambito del rapporto con le forze di polizia e con l'autorità di pubblica sicurezza. Evitare diffidenze nell'ambito del rapporto con le forze di polizia, perché le forze di polizia, l'autorità di pubblica sicurezza nasce per sostenere la normale vita civile dei cittadini, e chi ti sostiene necessariamente ha bisogno della tua trasparenza. Agrigento raccoglie quando si appresta a diventare capitale della cultura, una sfida che l'attende. Sì, una sfida che mi attende, una delle tante sfide che devo raccogliere, però ripeto, non parlerei di sfide, ma io parlerei di pane quotidiano che dovrò gestire da solo e insieme alla squadra, per arrivare a ottenere risultati che siano assolutamente soddisfacenti, più che soddisfacenti, per la provincia, per le amministrazioni e naturalmente per i cittadini agrigentini e dell'Agrigentino. Novità per l'illuminazione allo stadio cittadino, per numerosi impianti sportivi per i quali è stato avviato l'iter che presto ne permetterà la piena fruizione. Abbiamo sentito l'assessore al ramo Gerlando Piparo. Assessore Piparo, quali novità per lo stadio Esseneto? Si parla di questo impianto di illuminazione a breve, ci aggiorni? Sì, io questa mattina prendo il giornale, ho visto che qualcuno ha dato la notizia prendendo spunto dall'albo pretorio nostro. Io mi sono riservato nel comunicare questa novità, perché ancora siamo in attesa del decreto. Non è altro che un progetto di fattibilità tecnico-economica che riguardava la nomina del RUP, il responsabile unico del procedimento, e oggi seguirà quella del progettista. Stiamo andando avanti con serietà e soprattutto cerchiamo di non millandare e di non dare notizie che poi non potrebbero trovare una sua realizzazione. Siamo convinti della nostra attività, del buon andazzo della nostra attività, e sicuramente porteremo in porto quei certi risultati che ad Agrigento mancano da 60 anni. Per ciò che riguarda la piscina ci sono tantissime polemiche su questo impianto, insomma quali sono le difficoltà? Gli agrigentini rivogliono l'uso della piscina. Penso che polemiche solo di chi è abituato a fare cortile e chi è abituato a distorcere la realtà. Penso che non c'è nessuna polemica, perché dopo la delibera di giunta che abbiamo fatto e abbiamo finalmente messo a posto le carte e abbiamo dato l'opportunità al gestore di avere una carta per poter procedere all'acquisto di questa benedetta caldaia. Il gestore si è mosso in questo senso, siccome non è una caldaia che costa 150 euro ma costa ben 90.000 euro e non si trova al supermercato. È una caldaia che la trovi in fabbrica, è stata già ordinata, la stanno realizzando e sicuramente nel più breve tempo possibile, anche nell'interesse del gestore, verrà installata e la piscina finalmente verrà riaperta. Il palazzetto polifunzionale del campo sportivo
è pronto, ma ancora le società sportive l'aspettano, la pallamano, altre aziende. Perché non chiudete questo affidamento? No, la palestra distrettuale, vorrei fare una precisazione, è stata, sono stati affidati i lavori a giugno, i lavori stanno terminando, una volta terminati i lavori faremo una conferenza di servizio e la palestra sarà ridata finalmente dopo 11 anni alla città di Agrigento. Le strutture di Villa Seta incomplete, c'è qualcosa in questo senso? La struttura di Villa Seta ci stiamo lavorando perché abbiamo molta carne al fuoco e vogliamo, come le dicevo prima, concretizzare, andando con una scaletta seria e che porti risultati veri, non risultati solo propagandistici. A grandi passi verso il restauro della storica fontana di Bonamorone, che conclude il restyling operato sull'intera zona, il servizio. Ripartono i lavori di restauro della storica fontana di Bonamorone ad Agrigento. Per consentire le operazioni scatta da oggi la chiusura temporanea della vasca, la sospensione della fornitura idrica e l'inibizione dell'accesso al pubblico avranno una durata di 15 giorni. Così come stabilito dall'ordinanza dirigenziale del 13 novembre del Comune di Agrigento a seguito della richiesta avanzata da questo ente. Gli interventi di completamento rientrano nell'ambito del più ampio progetto di messa in sicurezza del passaggio pedonale, di riqualificazione dell'intera area della fontana di Bonamorone, promosso dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, un piano che intende ridare decoro e sicurezza a un'area che, pur essendo di competenza del Comune, rappresenta un punto di collegamento con il Parco della Valle dei Templi. Si avviano così a conclusione i lavori di restyling della zona, che hanno portato al rifacimento del marciapiede, adesso accessibile anche alle persone disabili in carrozzina, e la sistemazione del verde pubblico, che ha incluso l'eliminazione dei pericolosi pini che a causa delle radici avevano provocato il rigonfiamento del manto stradale, la distruzione del marciapiede e la piantumazione di alberi ornamentali. Nell'area prossima alla fontana verranno inoltre collocati dissuasori per evitare la circolazione delle auto e favorire l'incolumità dei pedoni. I lavori di riqualificazione della fontana di Bonamorone e del marciapiede della strada che scende a valle permetteranno così un migliore fruizione dei luoghi del percorso pedonale e consentiranno ai cittadini e ai turisti di raggiungere la via panoramica dei templi e quindi la Valle dei Templi in maggiore sicurezza. Gli architetti di Agrigento intervengono sull'aeroporto Valle dei Templi. Adesso è prioritario l'inserimento dello scalo nel piano nazionale degli aeroporti, il servizio di Margherita Trupiano. Per l'aeroporto di Agrigento va bene quanto finora fatto, ma rimane adesso prioritario che venga inserito nel piano nazionale degli aeroporti, poi bisogna puntare entro massimo 5 anni alla posa della prima pietra. E la tabella di marcia stilata dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, il cui presidente Rino Lamendola plaude all'impegno dei parlamentari agrigentini che hanno conseguito l'obiettivo di inserire l'articolo 8 bis nel decreto Sud, confermando al tempo stesso però la necessità di seguire un cronoprogramma distinto in 2 fasi. La prima che riguarda l'inserimento dell'infrastruttura nella programmazione nazionale e la seconda che riguarda invece la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Dopo decenni di vana attesa, dice, i cittadini pretendono fatti concreti e non tollererebbero ulteriori schermaglie politiche sulla loro pelle. Lanciamo come architetti dunque un appello ai parlamentari agrigentini, continua, e alle istituzioni competenti affinché le recenti notizie sulla realizzazione dell'aeroporto Valle dei Templi si distinguano dai soliti proclami che illudono i cittadini, puntando invece alla concreta realizzazione dello scalo. L'Ordine degli Architetti, conclude, e continuerà a stimolare le istituzioni competenti, la Deputazione Agrigentina e le varie componenti della società civile affinché venga superato quel muro di gomma che fino ad ora ha impedito la realizzazione di un'infrastruttura che costerebbe meno di 3 chilometri di autostrada e che sarebbe saldamente sostenibile dal punto di vista economico grazie al grande numero di turisti e
attratti dalla Valle dei Templi, dall'utenza della Sicilia meridionale e delle tante risorse culturali e ambientali del nostro territorio. La Regione, buone notizie sui conti, la Giunta approva il consolidato 2022, esultano Schifani e Falcone, il documento sblocca le assunzioni dei concorsi pendenti. Via libera della Giunta al bilancio consolidato della Regione Siciliana per l'anno 2022. Dopo questo passaggio di regolarizzazione dei conti può riprendere finalmente l'iter per le assunzioni previste dai concorsi pendenti. Il documento contabile, che adesso passerà al vaglio dell'Assemblea regionale siciliana, rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale della Regione e il risultato economico dell'attività complessiva svolta dall'istituzione attraverso le proprie articolazioni organizzative, enti, società controllate e partecipate. Il mio governo, dichiara il presidente Renato Schifani, continua spedito nell'opera di messa in ordine dei conti della Regione, in modo da avere documenti contabili trasparenti e in linea con le scadenze. Avere dei fondamentali solidi ci permette di conseguire risultati immediati come la ripartenza dell'iter per completare i concorsi pendenti, le procedure finalmente con le assunzioni. Con le carte in regola, continua Schifani, adesso possiamo costruire un futuro per la Sicilia fatto di sviluppo, lavoro, crescita economica e miglioramento dei servizi. L'approvazione del consolidato del 2022, spiega l'assessore regionale all'economia Falcone, accresce l'affidabilità della Regione anche di fronte al mercato e agli organismi di controllo. Continuiamo a perseguire l'obiettivo di dotare la Sicilia di documenti contabili contraddistinti dal rispetto dei principi di certezza e veridicità del bilancio pubblico. Arrivano in migliaia a Lampedusa i migranti nelle ultime 24 ore, in totale circa 1400 in attesa di preidentificazione e trasferimento dall'hotspot di Contrada Imbriacola. Il servizio. Immigrazione senza fine. Tra ieri e stanotte sono giunti a Lampedusa ben 1202 migranti, 6 barconi soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, Guardia di Finanza e assetto svedese Frontex. Solo nella notte ne sono arrivati 394. Ieri sull'isola c'erano stati ben 19 approdi con un totale di 903 persone. Gli ultimi 14 sbarchi nell'arco di 3 ore prima della mezzanotte. Dopo quell'ora ne sono giunti 50 partiti da Sfax in Tunisia, in 136 che poi si sono imbarcati lunedì sera da Sabratha in Libia e altri 61 bengalesi, egiziani, pakistani e siriani e 52 egiziani e siriani partiti da Zuara. L'hotspot di Lampedusa, dopo la raffica di sbarchi registratasi in circa 26 ore, ospita al momento 1430 migranti, dei quali sono in corso le preidentificazioni da parte della polizia, che poi procederà ad accompagnare le persone che dovranno essere trasferite su disposizione della prefettura di Agrigento. A Favara soldi del reddito di cittadinanza agli ospiti di una comunità, 7 gli indagati. 7 persone sono indagate con l'accusa di aver indotto 24 ospiti di una comunità di Favara a presentare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo il dettaglio del ricovero in struttura per ottenere illecitamente il loro denaro. Ecco i primi dettagli sulle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Per gli indagati l'accusa è di appropriazione indebita. Per 4 di loro, inoltre, c'è l'accusa di circonvenzione di persone incapaci. Per tutti e 7 gli accusati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. I fatti si sarebbero svolti dall'aprile 2019 a marzo del 2021. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli indagati, 7 in tutto, avrebbero convinto i 24 ospiti della comunità favarese in cui prestavano servizio a richiedere il reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare di essere ricoverati con spese a carico dello Stato nella struttura della città dell'Agnello Pasquale.
Dopo la concessione del reddito, gli indagati avrebbero utilizzato i soldi sulle carte per fare acquisti personali, come pagare le camere di albergo, riparare 2 Porsche. La Procura della Repubblica di Agrigento ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari alle 7 persone, alcune delle quali coinvolte anche nella maxi inchiesta Dark Community su un presunto giro di spaccio di droga e maltrattamenti in una comunità di Favara. Muore a 73 anni dopo aver subito un intervento chirurgico all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Secondo i parenti si è trattato di un caso di malasanità. Parte dunque la denuncia ai carabinieri e l'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura. Tragedia all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha perso la vita un pensionato 73enne di Agrigento, morto durante la degenza post-operatoria a seguito di complicazioni. Moglie e figli, nel presumere che possa essersi trattato di un presunto caso di malasanità, hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Conseguenzialmente la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta che ha disposto il sequestro della salma ai fini di procedere alla rituale autopsia e all'acquisizione delle cartelle cliniche dell'uomo. Sarebbe stata una patologia renale la causa scatenante del malessere dell'uomo, che per questo è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Poi sarebbero insorte delle complicanze, forse a causa di un'emorragia, con l'immediato ricovero in rianimazione e poi il successivo decesso. Con molta probabilità la Procura nelle prossime ore potrebbe iscrivere, secondo i passaggi di rito e in questi casi indispensabili anche a tutela dei sanitari, nel registro degli indagati i medici e gli infermieri che si sono occupati del paziente. Troppi ritardi nella istituzione della riserva di Punta Bianca da parte della Regione. L'esercito torna a sparare, il Partito Democratico ne fa oggetto di una interrogazione, primo firmatario il capogruppo del partito, l'agrigentino Michele Catanzaro. Sulla istituzione della riserva naturale orientata di Punta Bianco e sui ritardi relativi riceviamo un comunicato stampa dell'onorevole Catanzaro del Partito Democratico. Il presidente della regione siciliana e l'assessore regionale al territorio e ambiente ci informino sullo stato di avanzamento delle procedure necessarie per l'istituzione della riserva naturale orientata di Punta Bianca, denominata Punta Bianca Montegrande Scoglio Patella, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, e quando chiedono con un'interrogazione i parlamentari del PD all'Arse, primo firmatario appunto il capogruppo onorevole Michele Catanzaro, per sollecitare un'azione più incisiva da parte del governo regionale al fine di valorizzare un tratto della costa della provincia di Agrigento di grande valore naturalistico. È una delle zone più affascinanti della costa agrigentina, dichiara Catanzaro, che per decenni è stata luogo di esercitazioni militari presso il poligono di tiro semipermanente di Drasi, circostanza che ha determinato un forte inquinamento dell'aria a causa dei metalli pesanti, come riscontrato dal nucleo forestale dei Carabinieri di Agrigento e dall'ARPA Sicilia nei primi mesi del 2022. C'è stato poi un primo stop alle esercitazioni, seguito da nuova programmazione e dalle legittime proteste dei cittadini e associazioni ambientaliste, che si sono svolte in modo coerente anche in questi giorni. Oggi, conclude Catanzaro, rivolgendosi al governo regionale, è arrivato il momento di definire l'istituzione della riserva naturale inserita nel decreto del giugno del 2022 nell'ambito della modifica del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. L'istituzione è stata approvata dalla giunta regionale nel novembre del 2021. Sono trascorsi 2 anni e non c'è ancora un atto definitivo che metta fine allo scempio che da anni si compie in un tratto di costa di grande valore ambientale. Stabilizzazione dei precari al centro del Consiglio Comunale che si è svolto ieri a Favara. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Per essere autonomi e procedere alla stabilizzazione contrattuale dei lavoratori precari da tempo determinato a tempo indeterminato, il Comune di Favara deve avere i bilanci approvati. Purtroppo si è fermi al bilancio 2020. In ragione di ciò, anche per garantire la continuità contrattuale e lavorativa, si debbono cercare altre strade per intraprendere le procedure di stabilizzazione di detto personale.
strade che portano a Palermo e a Roma. La questione stabilizzazione precari è stata oggetto ieri sera di un'intensa discussione in Consiglio Comunale, sollecitata da una mozione presentata dai consiglieri Salvatore Bellavia del PD e Pasquale Cucchiara di Favara per i Beni Comuni, ma condivisa e fatta propria da tutti i consiglieri, alcuni dei quali hanno presentato anche un emendamento alla mozione che l'ha integrata e arricchita. Presenti in aula alcuni, pochi per la verità, dei 299 lavoratori a tempo parziale e determinato che prestano servizio presso il comune di Favara. La mozione e l'integrazione impegnano il sindaco, la giunta e la presidenza del Consiglio Comunale ad attivarsi quanto prima per regolarizzare la situazione stabile dell'ente, per attivare entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le procedure di stabilizzazione del personale precario con contratto a tempo determinato presso il comune di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha percorso il lavoro fatto dalla sua amministrazione nel settore dei lavoratori precari, un impegno profuso unitamente ai sindaci di Porto Empedocle e Casteltermini per cercare soluzioni, sollecitando interventi ed anche autorizzazioni sia dal governo regionale che da quello nazionale. Come detto, il comune potrebbe avere autonomia di azione se avesse i bilanci approvati. Proprio in relazione di ciò, dopo il voto sulla mozione sui precari, è stato prelevato il punto relativo ad una interrogazione presentata dalla stessa Presidente Miriam Mignemi relativa ai bilanci comunali e alla loro situazione. È stato evidenziato che i bilanci consolidati sono fermi al 2018, per cui sono da approvare gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Mancano all'appello anche i cosiddetti bilanci normali relativi agli esercizi finanziari del triennio 2020-2022 e 2021-2023. Il Comune di Favara, per la loro relazione, si avvale anche dal supporto tecnico di una ditta esterna. La Presidente Mignemi nella sua interrogazione ha chiesto i motivi di questi ritardi, dovuti, secondo l'amministrazione comunale, a diversi fattori tecnico-burocratici che comunque non hanno molto convinto i consiglieri. Conclusa la discussione su mozione e interrogazione, si è passati alla trattazione dei punti operativi inseriti all'ordine del giorno, che vedeva in primo piano importanti variazioni di bilancio per fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma diversi consiglieri hanno deciso di uscire dall'aula facendo cadere il numero legale. All'appello della Presidente Mignemi, solo 9 dei 21 consiglieri presenti in prima battuta hanno risposto all'appello. Seduta spostata di un'ora, ma come prevedibile solo la Presidente Mignemi era presente, per cui la riunione proseguirà questa sera alle ore 18:30, numero legale permettendo. Dimensionamento scolastico, genitori e alunni all'Istituto Comprensivo Panepinto di Santo Stefano Quisquina dicono no e occupano la sala consiliare del comune per protesta. Abbiamo ascoltato il sindaco di Santo Stefano, Cacciatore. Santo Stefano Quisquina, Bivona, Alessandria La Rocca, Cianciane e San Biagio Platani, i 5 comuni afferenti all'Unione dei Comuni Platani, Quisquina, Magazzolo, dicono no con forza e si oppongono alla decisione, al deliberato della conferenza provinciale scolastica sul dimensionamento degli istituti comprensivi. Una scelta miope, un deliberato assolutamente non condivisibile che mortificherebbe un intero territorio. I 5 comuni oggi dividono tutta una serie di servizi sovracomunali, dalla gestione dei rifiuti alla gestione del distretto sociosanitario, all'unione dei comuni, al distretto rurale di qualità. Sono tutti e 5 nella stessa area strategica dei SICANI, la strategia nazionale delle aree interne, e sono dei comuni così come previsto dal decreto assessoriale delle aree montane. E allora è assolutamente una scelta illogica, irrazionale, quella deliberata. I 5 comuni ritengono che se un sacrificio dovesse essere fatto con la perdita di una delle 2 presidenze, almeno che un presidio scolastico venga rafforzato e venga lasciato
al comprensorio dei Sicani. Per questo motivo questa sera è stato convocato un consiglio comunale straordinario a Cianciana, nella sede del centro sociale, un consiglio comunale di tutti e 5 in comune in seduta straordinaria aperta, con il coinvolgimento delle forze sindacali, della deputazione agrigentina. Naturalmente è stato dato anche mandato a un legale per capire se vi sono le condizioni giuridiche per impugnare un atto che riteniamo un atto assolutamente privo di qualsiasi fondamento anche logico e razionale. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E Palermo ha ricordato ieri Calogero Zucchetto, ucciso dalla mafia 4 anni fa. Il servizio. Sono passati 41 anni dall'omicidio di Calogero Zucchetto, investigatori della Polizia di Stato che in un periodo difficilissimo per Palermo, segnata dalle guerre di mafia, era impegnato nella caccia dei latitanti, una missione a difesa dello Stato e dei suoi valori che il poliziotto, in forza alla squadra mobile del capoluogo, ha concretizzato con appostamenti interminabili per riuscire a trarre in arresto boss e manovali di Cosa Nostra, un lavoro svolto nelle borgate più calde della città. L'investigatore, che collaborava con il commissario Ninni Cassarà, anche lui successivamente caduto sotto il fuoco di Cosa Nostra, fu ucciso in via Notarbartolo, in prossimità del Bar Collica, la sera del 14 novembre del 1982. Stamane, sul luogo dell'omicidio, la cerimonia di commemorazione. È Maurizio Vito Calvino, questore di Palermo, con una lunga esperienza sviluppata nella lotta a Cosa Nostra a Palermo, dove è stato alla guida di alcuni commissariati e al comando della squadra mobile, a sottolineare l'importanza della memoria, una memoria significativamente rappresentata oggi in via Notarbartolo dagli alunni della scuola Alberico Gentili, che hanno intonato l'inno nazionale durante la cerimonia. Io c'ero, ma i bambini no, ed è stato molto importante per loro conoscere anche questa figura che un po' è in ombra rispetto ad altre. Calogero Zucchetto li ha colpiti molto perché è un ragazzo, lo sentono, è morto da ragazzo e lo hanno sentito molto vicino a loro. Quindi si sono impegnati, hanno voluto saperne di più, hanno fatto delle ricerche e alla fine abbiamo fatto questo lavoro. In quanto alla presentazione dell'inno l'abbiamo voluto fare in versione integrale perché riteniamo che non tutti la conoscano e che sia bella così, non in versione calcistica. La squadra mobile e la sezione investigativa dello SCO di Palermo, su delega della DDA, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione aggravati dal metodo mafioso. Le attività investigative, prosecuzione della pregressa indagine culminata lo scorso 10 luglio con l'esecuzione di 18 misure cautelari, hanno ancora una volta consentito di delineare l'operatività dell'associazione di stampo mafioso ricadente nell'area occidentale del capoluogo siciliano, in particolare sul mandamento di Resuttana. Il quadro indiziario accolto dal GIP ha consentito di cristallizzare altri episodi estorsivi operati dai soggetti in auge nel mandamento di riferimento, alcuni dei quali già detenuti in custodia cautelare. Inoltre, le progressioni investigative hanno consentito di rassegnare gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione alla famiglia mafiosa in Resuttana nei confronti di 2 degli indagati, uno dei quali proprietario di un esercizio commerciale, punto d'incontro per alcune aderenti al sodalizio mafioso. Il quadro probatorio ha riconosciuto anche la responsabilità allo stato del procedimento per una rapina e 3 estorsioni aggravate sempre dal metodo mafioso, una delle quali operate esercitando violenza ai danni di un imprenditore che è stato percosso al fine di sottrargli la sua autovettura come pegno, poiché ritenuto colpevole di aver maturato un debito nei confronti di uno degli indagati. Quest'ultimo infatti si sarebbe rivolto ai suoi sodali per ottenere la riscossione del credito vantato. Nel corso dell'operazione è stata trovata anche un'arma lunga modello Scorpion con matricola a brasa presso l'abitazione di uno dei destinatari del provvedimento restrittivo.
Fa discutere ad Agrigento l'abbandono di una bombola contenente gas refrigerante proprio nel cuore della città a Porta di Ponte, un rifiuto speciale del quale qualcuno si è disfatto e che adesso dovrà essere rimosso dall'amministrazione comunale con costi che ricadranno sugli utenti. Bisognerebbe quindi risalire all'autore dell'incivile gesto, visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, così come avviene con le fototrappole. Passiamo allo sport. Oggi pomeriggio la sfida di Coppa Italia tra Akragas e Trapani. Ce ne parla il mister Marco Coppa. Mister Marco Coppa, torna alla Coppa Italia, Akragas in casa affronta il fortissimo Trapani, servirà la partita perfetta per passare il turno? Servirà una partita certamente tatticamente quasi perfetta, perché andiamo ad incontrare un avversario che sappiamo benissimo che ha pochi giocatori che c'entrano in questa categoria, per cui se noi non mettiamo tutto quello che abbiamo, ma sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista tattico, sotto il punto di vista anche dell'agonismo, della voglia, certamente diventa una partita sicuramente difficile. Come si batte, come si ferma il Trapani? No, non c'è un segreto in particolare, c'è il cercare di portare dentro al campo durante la partita le cose che facciamo durante la settimana. Lavoriamo tanto, per cui domani speriamo di sfornare una bella prestazione come abbiamo fatto proprio contro il Trapani in campionato. Le scelte di domani saranno condizionate dalla gara di campionato di domenica prossima in casa contro la Fenice a Reggio Calabria, l'ex Regina? Per quanto mi riguarda assolutamente no, anche perché qualsiasi scelta dovessi fare mi ha sempre dato risultati, nel senso che i ragazzi che hanno giocato anche poco, nel momento in cui li ho messi in campo per la prima volta o comunque li ho messi in campo dopo che hanno fatto poco minutaggio, mi hanno dato sempre grandi risposte, per cui per me cambia veramente poco, per loro non so, ma credo che chiunque di loro dovesse giocare è sempre di un livello e di una categoria superiore rispetto probabilmente a molti dei nostri, perché molti dei nostri sono giovani, non hanno grande esperienza, per cui chiunque dovesse giocare del Trapani sicuramente sarà una partita molto difficile. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.